appena tagliata la forma del l'ex presidente della Regione del Veneto Luca Zaia, oggi presidente del Consiglio regionale, e il presidente della Giunta Alberto Stefani hanno tagliato in simultanea due forme caseificate proprio a Casius 2025. Andiamo a sentire le voci dei protagonisti. Espressione del territorio, origine del territorio, identità del territorio. Sono orgoglioso da presidente di regione di essere qui con loro, perché l'origine ha anche mani venete, sapienza veneta, territorio veneto, e quindi è giusto condividere questo grande omaggio al nostro territorio insieme con chi lo produce. Viva i malghisti ed evviva tutti loro! E questo formaggio dell'altopiano di Asiago è fatto con i fermenti autoctoni del Bioagro, che è una società controllata al 100% da Veneto Agricoltura, e quindi sono fermenti del territorio che fanno sì che questo formaggio rappresenti tutta quella che è l'autenticità di questo territorio in estrema sicurezza. Ecco, ricordiamo l'attività di Veneto Agricoltura, che è presente qui anche con le PPL, per cui non c'è solo il vino, è un po' il filo conduttore, ma c'è anche molto altro. Veneto Agricoltura appunto non si occupa solo di vino, ma si occupa di ricerca, innovazione, sperimentazione in ambito agricolo, e molto facciamo anche sul tema caseario, lattiero caseario meglio, già addirittura con Intermizoo, che è una società sempre di Veneto Agricoltura che ha il compito di lavorare sulla genetica nelle vacche da latte per poi fare latte diciamo, di qualità, e poi anche fermenti lattici che oggi vengono utilizzati proprio per caseificare questi formaggi. Ho anche la fortuna di assaggiarlo, è speciale come quello dell'anno scorso, come lo sanno fare i malghesi nostri. Noi abbiamo un'arte casearia che è unica al mondo, ci copiano tutto, copiano i nostri formaggi, i nostri fermenti, copiano tutto quanto. Noi dovremmo essere orgogliosi di quello che riusciamo a fare. Non siamo mai noi che andiamo a copiare gli altri copiano noi. Lo dico sempre. Abbiamo i migliori casari, i migliori affinatori al mondo, abbiamo la qualità che a livello di certificazione nessuno può dare al consumatore. Qualità e sicurezza alimentare. Mangiate veneto, mangiate sano e soprattutto gustate le nostre produzioni che sono uniche al mondo. È l'occasione per ricordare che abbiamo queste DOP del mondo del lattiero caseario, sono l'Asiago come in questo esempio, il Montaggio, il Provolone Valpadana, la Casatella, Monteveronese, Grana Padano e molto altro ancora. Sto qui a citarli tutti per dire che insomma, dietro al comparto lattiero caseario c'è un comparto di grandi produttori di identità e di qualità e di ovviamente sicurezza alimentare. È un bel biglietto da visita anche con i grandi vini del Veneto. C'è un momento un po' di preoccupazione, ma c'è anche una parola che contraddistingue la nostra regione: resilienza. Ma sì, il mondo è in guerra, abbiamo 60 focolai di guerra nel mondo, abbiamo l'Ucraina, il Medio Oriente, l'Iran, 60 focolai di guerra. Tra l'altro devo anche ricordare che per quanto riguarda i vini noi siamo la nazione più grande produttrice a livello mondiale con 56 milioni di ettolitri. Il Veneto è il primo produttore nazionale con 11 milioni e di 7 miliardi e 7 di esportazioni nazionali il Veneto rappresenta il 38%, vuol dire che siamo più o meno a 2 miliardi e 9 di esportazioni. Insomma ci sono tutti i valori per dire che questa fiera è la prima fiera al mondo ed è anche la dimostrazione che qui 4.000 imprese vengono ad esporre e 130 paesi sono rappresentati. Abbiamo un ritorno del taglio della forma come consueto ogni anno, e vorrei anche ricordare che 22 anni fa, nel lontano 2005, siamo partiti da Verona per il discorso di Casius Veneti allora in quel momento, poi nel percorso è cambiato e adesso è Casius. Una manifestazione importante, una manifestazione che raggruppa non solo i formaggi del Veneto, ma i formaggi d'Italia e anche una parte di alcuni rappresentanti di formaggi esteri. Quindi noi siamo molto felici di questa iniziativa del taglio della forma. Oggi abbiamo avuto la fortuna anche di avere due presidenti, presidente uscente e presidente entrante, che hanno tagliato la forma, e questo ci fa molto piacere perché è un segnale di continuità e da questo punto di vista noi lo apprezziamo moltissimo.